Ingressi e uscite dagli istituti differenziati per le varie classi, percorsi distinti all'interno delle scuole, banchi in monoposto, rilevamento della temperatura e igienizzazione delle mani. Così è ripartito l'anno scolastico per gli oltre 6.000 alunni delle scuole superiori sandonatesi e per gli altri 3.000 delle primarie. Misure necessarie per far fronte all'emergenza sanitaria ancora in atto. Abbiamo una responsabilità immensa, grande credo, cioè quella di dar fiducia, di ridar fiducia a tutti, a partire dai ragazzi e alle loro famiglie. La risposta fino adesso è stata buona, sicuramente non sarà tutto così facile. Infatti noi abbiamo pensato sia a livello educativo, sia io stesso mi sono preso l'impegno adesso di andare più spesso nelle classi per cercare di ricordare e motivare i ragazzi perché stiamo adottando tutte queste regole. Avete incontrato anche i genitori, che cosa dicono? Beh, i genitori sì, li abbiamo incontrati, in particolare i genitori che fanno parte del consiglio d'istituto. I genitori sono, come d'altronde i docenti, come tutto il personale, un po' preoccupati, un po' incuriositi e un po' non vedevano l'ora che la scuola ricominciasse, perché ricominciare la scuola è come dire ricomincia un po' la vita, insomma, no? La famosa didattica a distanza è finita, ma solo in parte, nel senso che il sabato comunque almeno per ora ci saranno le lezioni a distanza, giusto? Sì, nel senso che c'è stato un accordo, questo va anche sottolineato, tra tutti i dirigenti degli istituti superiori del San Donatese e anche di Esolo, con i quali abbiamo concordato di effettuare la didattica a distanza il sabato. Questo è stato motivato per una riorganizzazione e ottimizzazione dei servizi, non solo da parte della scuola ma anche dalla parte dell'azienda di trasporto, della TVO, che in questo modo riesce come dire, a impiegare diversamente e meglio anche i mezzi e il personale che non è in servizio il sabato. Il suono della campanella ha rappresentato quindi un po' per tutti gli studenti una sorta di quasi ritorno alla normalità dopo mesi di didattica a distanza, con qualche accortezza in più da tenere, ma per il bene di tutti. Com'è poter ritornare a scuola dopo mesi di lezioni da casa? Boh, sinceramente è molto strano, nel senso l'inserimento sarà molto difficile perché è da 6 mesi comunque che non andiamo a scuola, quindi sì, sarà strano, però dall'altra parte è anche bello perché sembra di tornare un po' alla normalità. Contenta di ritrovare i tuoi amici tra i banchi di lezione? Sì, sì, molto, perché comunque a scuola con i miei compagni di classe mi sono sempre trovata bene e ci siamo anche sempre molto divertiti, quindi è una cosa positiva, sono felice. E a controllare che tutto si svolgesse per il meglio, oltre che per far sentire la vicinanza dell'amministrazione agli studenti e al personale docente, al Polo di Studi San Donatese questa mattina era presente anche il sindaco Andrea Cereser. Beh, siamo tutti trepidanti a fare il tifo per loro, per il mondo della scuola, sostenendo le misure che le scuole hanno adottato perché tutto passa in sicurezza. Si tratta di conciliare due diritti, quello all'istruzione e quello alla sicurezza. Non è facile, è una situazione inedita, speriamo che valga solo per quest'anno e quindi ci vorrà un po' di flessibilità, buon senso di responsabilità anche prendendosi cura degli altri, mi riferisco ad esempio ai ragazzi dove soprattutto all'esterno della scuola una volta che scendono dall'autobus devono aver cura o di mantenere le distanze o meglio ancora di tenere la mascherina per tutto il tempo. Oggi è il primo giorno, quello anche degli abbracci di persone che non si vedevano da mesi e quindi è comprensibile che ci siano anche manifestazioni d'affetto. Sicuramente anche ai genitori, anche questa regola nuova, spero che si siano ricordate le famiglie di misurare la temperatura prima di lasciare casa, è importante perché è molto meglio se ci fossero dei problemi intercettarli in una situazione privata che non in un contesto pubblico come questo. Dico anche che non è che il Covid faccia sparire tutte le altre malattie stagionali che conosciamo, quindi nervi saldi anche quando uno dovesse starnutire e magari questo è per un classico raffreddore oppure per un inizio di influenza.